Per cui io ti devi aprire direttamente con Cristiano, hai 15 minuti per se non ce la fai ti dico Cristiano, ti credi dopo, cerca di essere il più sintetico possibile perché dopo un paio di ore non te la lo sai da insegnante, l'attenzione dei genitori cala. Va bene, io credo che anche impresso l'argomento non è tanto complicato, è un'idea complessiva, chiaramente è una questione più tecnica, però insomma gira si comprende bene. Dei che si tratta, insomma, l'energia tecnica è il titolo invece che lo tecnica dove tecnica, io sto un popolo, io sto fino a Giappone, sul territorio e giusto fino a Giappone inquinamenti, insomma, anche di tutto si tratta. Dite si tratta, ecco, questa è una smart grid, come si vede, smart grid che è una griglia intelligente, insomma, che scambia l'energia collegata poi a possibile chissà super grid europea e mondiale. Cioè in pratica si tratta di applicare sul modello internet a energia, cioè in un bel consumo di noi esiste consumatore però solamente sistema produttore, cioè in totale che occade proprio l'energia da essere speculazione che si appigna poi a diventarne veramente una piaga e diventarne come dannato appunto la presentatrice diventarne una servitù nuova, insomma, per aggiungere a questa servitù che si chiama già amusabile. Questo sistema funziona che nel nucleare fossile, ecco qua che nel nucleare fossile che ne tubano pezzi con cavo elettrico e cominciano a capire perché deve andare l'esto, ecco. La cartina recebire che vedono tutti lo scomponente del gusto smart grid fondamentale, parte fondamentale è la comunità energetica che poi è relatrice e poi già lo produttore di energia eolico, pannello solare, idroelettrico e poi bisogna elettrolizzatore. L'elettrolizzatore sono dispositivi che servono per produrre idrogeno da energia elettrica che poi però si può trasformare poi in energia elettrica che è il processo contrario, insomma, che può andare veloce. Quindi una smart grid connessa a questa super grid mondiale può entrare in internet dell'energia o in tutti sono produttori e consumatori. Ecco, la super grid europea è esposta, in effetti esiste già un progetto, questo è proprio il progetto europeo della super grid che collega la spalla eolica già verso nord, insomma, qui nel sistema termodinamico che sono installati su Sara. Noi abbiamo questa fortuna che una di queste scampa scuola proprio in Sardegna della super grid, quindi se noi siamo pronti, abbiamo una smart grid da collegare, siamo pronti a entrare in internet dell'energia. Questo progetto va a fare in poco, è già finanziato, solo si tagliano questo denaro però la nazione è stato registrato questo denaro. Quindi questo è l'obiettivo, questo schifino è l'obiettivo che scende quanto prima dall'era della generazione dell'energia derivata dalla combustione di materie fossili, l'assoluta opposizione alla servitù energetica che se vogliono imporre la sangue è un discorso che abbiamo già affrontato. Quali sono queste caratteristiche? Aspettate un attimo, ecco. Le caratteristiche sono queste: punti fermi, zero produzione di CO2, che in questo sistema non si produce più un grammo di CO2, zero combustione di fossili di qualsiasi genere, zero utilizzo chimico di fossili o altre resine che residuano CO2 e poi zero gasdotti definitivi, cioè alternare, ma mi lascio diventare un paradiso, ma questo è un paradiso possibile. Ovviamente, guardate bene, è un paradiso che anche per l'interesse è saziente, non purtroppo essere multinazionale, e quindi non credo che a sappare grande valore al punto da parte essere multinazionale. Obiettivi di ED, energia vegeta, un sistema energetico saldo, energia vegeta,
a misura dei saldi, del giusto, autosufficiente, ma interconnesso al sistema energetico europeo e mondiale. Una smart grid connessa alla supergrid europea, un internet dell'energia nelle quali le maglie componenti siano il CER, comunità energetiche, ACR che sono condomini di autoconsumo collettivo, e poi batta una novità, che invece le FER, che non sono manco legiferate, le FER, che sono famiglie energetiche rinnovabili, cioè in pratica adesso, come la legge prevede, per connettere a Sarete, deve connettere già la comunità energetica. Non è previsto però che io come consumatore mi connetto che sono in condizioni della CER a Sarete elettrica. Poi, allora, naturalmente basato poi su tecnologia, casa intelligente, smart home, poi tramite Energy Box, che sono praticamente sistemi intelligenti che servono per smistare l'energia in maniera da ne consumare il meno possibile, insomma. Poi l'esempio principale di tutto questo sistema è il prosumer. Prosumer è una sintesi inglese tra produttore e consumatore, è un termine che ha inventato l'inglese. No, nessun problema, è basata, tanto non esiste neanche in italiano, quindi tanto vale usare un plurisato, prosumer, produttore e consumatore. Ma affronta tanto lo problema su questa povertà energetica che praticamente questo sistema, anche in maniera che chi è in povertà energetica non è in grado di io che non impianto, e così via, e comunque considerato in questo sistema e in qualche maniera assistito da questo sistema, ecco. Chi non che mette anche riferimento all'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che assicura tutti l'accesso all'energia. Poi hanno un'economia collaborativa e circolare. Circolare praticamente è una economia che non produce rifiuto. Infatti questo sistema non produce rifiuto. L'unica cosa che questo sistema è stata, ma quest'anno potete essere tornata a utilizzare il suo circuito. Allora, un grado, poi vi chiedete, scritto che lo sistema energetico a energia rinnovabile non sono stabili, cioè per questo motivo che passa che manca sul sole, il pannello non produce, manca sul vento, la velica non gira, la spalla non gira, e quindi non è stabile. Può stabilizzare, tocca da te per dire che il sistema può stabilizzare. In grado di stabilizzare il sistema di produzione, poi che utilizzi unicamente risorse sarde, cioè che ne paura né carbone né gasolio né nulla, e ora si sono utilizzate su chi va. Io sembro una miniera, non del petrolio, ma del solito vento, una miniera. Allora, utilizzi prevalentemente la rete esistente, cioè quindi lo scavo esistente, poi dimensionato al fabbisogno energetico del popolo sardo più una quota di solidarietà. In questo sistema ha fatto un 30% che è dato a sua disposizione l'eventuale altra zona da chi non ha energia. O che non è già successo in Sardegna che ha alimentato la Toscana, che è mancata. Faccia fronte alla mobilità elettrica pubblica e privata, quindi viene per la contrazione, applichi le più moderne tecnologie, sia in occasione praticamente di uso dell'elettrolizzatore, hanno veloce, ragionano di anche il tempo, sono appunto la tecnologia più moderna. Ecco il ciclo dell'idrogeno. Cioè tutto questo è basato principalmente sfruttando il ciclo dell'idrogeno. Sul ciclo dell'idrogeno è economia circolare, partiamo da Saba, partiamo idrogeno tramite energia, questo è l'elettrolizzatore, e torniamo, alimentamos un generatore, macchine, autobus, pratica e così via, e torniamo a Saba. Saba potete essere utilizzata in lattore circo. Guardate bene che questo sistema non ha bisogno di acqua pulita. Cioè potete utilizzare una sala del sottodepuratore, cioè già che se del sottodepuratore potete essere mandata in circuito tranquillamente. Comunque sono sperimentati pure elettrolizzatori che potete utilizzare l'acqua marina. Tra l'altro lo sono sperimentati in Cagliari, quindi tecnologicamente noi siamo un meta innanzi in questa tecnologia. Da innanzi, ecco, risorse di
TNT, che non sa risorsa TNT, ma una tutte risorsa nostra che ne va ora, sempre nell'estero, non come si sfrutta, il sole, il vento, l'acqua, la marea, la geotermia e altri fonti simili rinnovabili che in tanta, insomma si tratta di gestire in qualche maniera questa tecnologia può utilizzare. Produttori di energia, o meglio trasformatori di energia, caratteristiche di energia, non è una forma che scavamos in terra e la zappiamo, ma la dobbiamo trasformare da un tipo di energia a un'altra. L'energia solare la trasformiamo in energia elettrica, e poi l'energia elettrica la trasformiamo in energia meccanica e così via di seguito. Quindi non più il sistema, fotovoltaici, eoliatale, centrali idroelettriche, centrali elettriche ad idrogeno, sia da combustione sia per via elettrochimica. L'idrogeno è utilizzabile in due maniere, è utilizzabile sia da turbina, tipo una turbina da gas, scritto a gas, quindi ha tempo di avviamento tra centrale e idrogeno de fa 4 minuti, insomma, rispetto alla centrale termoelettrica si ha bisogno un minimo di 4 ore, può essere avviata, quindi non sono idonea all'assorbimento di punta. Cioè una donna può dare una fornitura costante ma non può salvare variazione. Invece l'idrogeno sia in combustione sia in elettrochimica è immediata quasi, si fa un minuto dopo la poter avviare. Guardate il canale di combustione dell'idrogeno non genera CO2, si innalza la combustione ma genera solo acqua. Altre produzioni di energia possibili, poi abbiamo le centrali termodinamiche che sono queste da sole concentrate che calentano un gas, calentano e poi insomma è un'altra gestione, ma non ho più tempo che voglio spiegare, poi magari chi è interessato vi do un link e si lo legge intero. Poi chiaramente noi abbiamo grande capacità le centrali idroelettriche, abbiamo già tanto adesso è stato un modello della centrale idroelettrica da tempo metà ma è cavolo di un modernismo incredibile. Tra l'altro è utilizzabile pure come stabilizzatore casata che la potevi pompare torna da esu da sopra e la utilizzare torna in sa centrale. Andando sempre veloce. Allora, stabilizzazione del sistema energetico IT, come li stabilizziamo questo sistema? Allora, li stabilizziamo mediante tutto lo stabilizzatore che sono che ne combustione del gas oppure idrocarburo e così via, e cioè sia tramite, ecco, intanto devo buscare questa proposta del Senel perché la proposta sistemi di accumulo fatti batterie al litio in grado di accumulare energia in surplus eccetera eccetera, la già proponeme e già progettata. Però qual è il problema della batteria al litio? Intanto che sono materiali che sono difficili da buscare e che sono in miniera in un sfruttamento e spoverito che vi trabalhano e se simile ai costi del surario, ma poi il problema è il smaltimento. Tra l'altro come le scritte questo black mass che quieren fare si ha portato in SRL del Glencore, cioè praticamente non che un desarca della batteria non solo nostra ma pure di altri due, quindi basta problema del smaltimento. L'altro sistema è i supercondensatori. I supercondensatori in effetti si caricano velocemente lo scondensatore, però hanno un problema, hanno praticamente una più bassa densità di energia, cioè accumulano le macchie di energia e sono pericolosi in caso di poter esplodere. Quindi i supercondensatori puro sono sperimentali ma non sono tanto sicuri. Andiamo da innanzi per stabilizzare il sistema elettrico basato sulle cioè basato sulle fonti di energia rinnovabili che sono idroelettrico e idroelettrico possiamo già usarne come stabilizzatore del sistema. Poi idrogeno verde, guardate bene, per idrogeno prodotto dai Sassara, per esempio, tramite utilizzando il derivato del petrolio, ma questo è idrogeno grigio. Noi stiamo usando l'idrogeno verde, quindi prodotto che è 1 grammo di CO2 e quindi utilizziamo idrogeno verde sia mediante processo catalitico sia mediante
autocombustione, quindi centrali all'idrogeno. Tutto è basato sull'elettrolizzatore che attualmente per generare un chilogrammo di idrogeno che contiene 39,4 kWh, ma deve andare veloce, quindi arriviamo alla conclusione che questo elettrolizzatore a membrana che ha sperimentato in Australia arrivano a un costo a bailata e cartone da costare 3,71 centesimi a kilowattora. Cioè siamo in costi quindi assolutamente concorrenziale, cioè ne diamo pure un schema che costa un po' interconnessione che mediante Sacoi, Sapei, Tirrenian Link, che ha partecipato alla DSA sempre che hanno fatto in Ottana, ha fatto una contrarietà dalla Camera la ciabatta in questi che Salvano del Cagliari può collegare su Tirrenian Link, però in effetti poi tra l'altro non trasmette un giga che potete, quindi non essere completamente direttamente legata a speculazione energetica e energia meccanica, potenzialmente, però a noi non deve servire in questo caso posso internet queste energie. Brinchiamo veloce, questo è un sistema praticamente ad idrogeno. Ecco, come potete vedere, che fa un elettrolizzatore, poi è imposto il serbatoio appositamente predisposto al percorso, e poi è servito a Sardono e così via, ma in Atela centrale. Quindi, allora, questo esempio delle danne dell'elettrolizzatore, questo dei Noche, che praticamente arriva da un'efficienza del 95%, guardate bene che è partito attualmente da un'efficienza del 75%, cioè praticamente questa energia che entra viene il 75% profitto. In questo elettrolizzatore nuovo australiano a membrana questa energia che entra che ne sono 90 kg profitto, quindi siamo veramente di una rivoluzione. Ecco, con lo stesso sistema poi però c'è la comunità energetica andata a spiegare il metodo della relatrice, insomma, questo è un schema di condivisione, però in questa rivoluzione della comunità energetica, che da questo autoconsumo ricorda questa condivisione. Cioè praticamente l'energia non è prodotta promene e quindi uno ha un atteggiamento egoistico rispetto a questa energia, ma è una rivoluzione che si cola proprio, cioè un socialismo dell'energia praticamente, cioè si cola da questo autoconsumo a questa condivisione, cioè l'energia mea la usa da produce, ma tu che pure una lampadina che stai in Uganda, cioè arriva questa corrente mea e allora questa lampadina è sul mare del Nord, oppure l'energia è solo praticamente arrivata allora questa lampadina sul bagno dell'uomo. Non che bisogna solo incentivo, possa accedere, appunto per spiegare meglio dove viviamo, andiamo da innanzi. Ecco, questo più o meno è la scuola dell'energia attuale, sono giuste, insomma, i batteri rilevanti in occhio. Beh, una seconda energia, sì, in effetti il saldo con altre regioni è del 28%, poi il 28% dell'energia che generiamo è di trasportata fuori, insomma. Verso l'estero sono 0,28%, però su questo è importante che il 68% attualmente dell'energia generata in Sardegna produce CO2. Siamo la regione italiana che produce più CO2 in suo campo energetico. Quindi è inutile che noi il sistema... Non ci credo, ma chi l'ha detto? Non ci credo. Abbiamo fatto i converti in Sardegna, abbiamo idee, tante cose che non si sanno. Dite che la il modo e quindi questo viene da parlato, sono negazionista del sacerdote, energia del sistema IT, come ha previsto, ma io sono un tecnico, guardate bene, questo sistema non è fatto solo da me, ma è fatto da Nicola Coelho, che è il suo CNR, Pulliga, che è un fisico del suo università del Cagliari, come
la percentuale del plastica. Allora in questo sistema come abbiamo deciso di distribuire l'energia generata. Allora ha montato su carico umano a spannello solare, per quale motivo? Perché lo spannello solare si può fare industria e copertura, ma non solo che serve di trasformare la mia chi non sono in grado di investire in pala eolica, mi trasformano in prosumer, cioè chiunque di noi può diventare prosumer, può diventare, e quindi ecco che c'è una collettivizzazione e condivisione dell'energia, pacca che ma su parte addizionata su pacca che su messa, ecco quindi hanno previsto di dare tanta prochente dell'energia a sul pannello solare. E poi su più o meno su 40% è stata eolica e poi mi rimane che prochendo idroelettrico e così via fino ad arrivare al 130%, a idrogeno cambio il 30% di idrogeno, poi destra il 130%. Cambio su 30% di energia che generiamo in plus non serve di generare idrogeno e accumulare e poi stabilizzare il sistema. Cioè noi dobbiamo generare in plus che se poi questa energia non serve, che l'abbiamo stoccata in serbatoio non ha importanza, la consumiamo in sosauto, la consumiamo in macchine e così via, e un 30% poi lo chiudiamo di riserva pro solidarietà a quella zona. Per esempio la Toscana entra in la sapete, ma se no non può essere. Intanto già ci sono domande e cose che prendere, stiamo seguendo. L'esatto solo questa potenza installata. Allora, questa potenza installata attualmente. Allora noi abbiamo più o meno 5.000 megawatt, gigawatt installati. E in occhio per la percentuale abbiamo il 21% energia verde, insomma, ma ha usato su 46% di energia generata per combustione. Ecco, su questo dobbiamo puntare, dobbiamo fare in maniera che questo sistema energetico sia dimensionato a noi sì, ma non per isolare adesso il mondo. Certo, viene l'amico mio, esempio di questa riunione continua a dire anche l'energia che deve da noi, poi non mai gestionare la natura, ma noi siamo nel suo mondo e dobbiamo restare sul mondo, dobbiamo restare collettivo che noi vestiamo si sta.